e Polis Milano, mercoledì 18 novembre 2009. Estragis Milano e Roma, l'Italia dà una mano. Lasciamo perdere tutti i titoli, va. Sono le solite cose, non decidono mai niente. A destra 27938/04 e poi Pacquola Roberto, De Angelis Giuliano, Francesco Corriero, dopo la cura, i primi tre. Un titolo de Il Giornale, dice. Il Grande Vecchio, dice, eterno teorema contro il Premier. Ancora non hanno capito che il problema dei problemi è Milano Italia canaglia contro Russo cara mia famiglia, Valium Gas Impianti SPA, mafie 7 riunite, ma la Milano Italia contro Sana Milano Italia. Sempre a beccarsi sui soliti noti. Ai soliti noti bisogna chiedere semplicemente come mai a distanza di quasi 6 anni la questione delle questioni è ancora aperta. Aspettano che si muoia tutti? Impossibile! Più facile che moriranno prima tutti i balordi della storia, i condottieri di questa surreale Italia. MKK. Beh, riferito all'immagine qui sopra, il nulla facente dal potere lesivo per decreto di Vino, vedi sacra notazione Pacquolia, ha fatto la sua parte, adesso tocca a voi. E parlano, dice, e chiacchiere non se mangiano. Veniamo a Polis Roma, sì, Estragis Roma e Milano, l'Italia dà una mano. Cucchi, trasferite gli agenti, il super testimone dal GUP. Sì. Il problema è politico. Lo Stato si deve costituire parte civile. In mancanza, le polizie, i togati, gli avvocati, i periti, eccetera, se ve magneranno pure a voi. E c'è la foto, una piccola foto della sorella della Cucchi, si chiama Ilaria, di Ilaria Cucchi. Titolo del giornale, dice, Cucchi, legale, sul corpo bruciatura di sigarette, dice, ecco le foto dell'autopsia, ma c'è bisogno, gli agenti li trasferiscono e no, il massimo della pena per quella gente è il trasferimento, ma se sono disgraziati, i reati, come le fanno da una parte, li fanno da un'altra parte, vanno messi in galera. È come dire che se un cittadino, uno o qualsiasi, è assassino, dice, e ti trasferisco in un'altra città. No, se vai in galera. Vabbè, veniamo a noi. 27938/04 e poi una salva di numeri, procedimenti penali. E non solo, anche altro, no? Anche altro. C'è anche un numero
che si riferisce vabbè, lasciamo perdere. Alcuni dei numeri dati dalle canaglie che infestano Milano, l'Italia, alla Russo cara mia. Che esagerazione! Nonostante tutto, sono ancora vivo. Vi dispiace? Questo lo dice Angelo Russo della Russo cara mia. Angelo Russo della Russo cara mia, è vivo! Lavaratti, Berlusconi e Napoletano, per tutti ne danno la triste notizia. Oddio, ma è all'incontrario, no? Piangono le canaglie. E tu? Poche chiacchiere! Chiudere o ripulire quelle fogne che si ostinano a chiamare questura di Milano, commissariato Portagenova Mi, quell'orinale che si ostinano a chiamare Tribunale di Milano, reati in corso. MKK, sta per mezza KK. Poi c'è l'inserzione, la solita inserzione che dice compro oro. E noi che diciamo? Vendo dossier! E qui c'è poco da scherzare. Isabelite Maurizio Russo da Milano. Qui non si scherza, sono vendette trasversali. E Berlusconi dice che non riusciranno ad affossarlo. Ma quando il cosiddetto Premier la smetterà di immedesimarsi nel pestatore di questurini e affini, sarà sempre troppo tardi. Ancora la firma dice una medaglia al forum degli eroi. E poi ancora. Cattura boss Raccuglia, l'arrivo alla mobile, dice, i vigliacchi mi hanno bloccato l'accesso, KK, che sta per Conatini Caput, l'originale. Ripartiamo. Ecco, c'è il link che porta al videoblog Cattura boss Raccuglia, l'arrivo alla mobile. E ancora si dice è il Conatini Caput originale, dice dove passa che Attila, una specie di Attila, di più, un super Attila, vabbè, quello che è, dice è il terrore di tutti i depravati criminali d'Italia del mondo. Però